Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ma allora buongiorno, benvenuti miei cari, questa è Made in Polesine Web TV su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV, appunto. Buongiorno da parte mia, Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno Davide. Buongiorno Leandro, anche questa settimana trascorsa veramente in maniera veloce, se vogliamo. Veloce e sempre impegnatissima. Sempre impegnatissima. Perché dicono sempre che la provincia di Rovigo è una provincia stanca, eccetera, eccetera, eccetera. E invece guarda quante cosine ci sono. Vedi? Durante tutta la settimana. Va bene, dai. Allora, siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Questi i titoli di oggi, di questa puntata. Trivelle sì, trivelle no. E questo è un dilemma, insomma, che da qualche giorno spopola. Ecco. Poi, usi e consumi, che passione. Costumi. E costumi. Costumi. Allora, ripetiamo. Usi e costumi, che passione. Poi ancora, il fascino delle spiagge del Delta. Frutta e non solo, sempre più care. Ultimo ma non ultimo, CUR, eccellenza polesana. Questi i titoli di oggi, come sempre Col jingle. con il jingle, come si dice, in mezzo tra un titolo e l'altro, Sì. un intrallazzo, se altrimenti vogliamo. non andremo avanti. Esattamente, così. Ci sentiamo tra poco per iniziare Made in Polesine. Siamo pronti quindi per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine con il nostro primo titolo, eccolo qua. Trivelle sì, trivelle no. Allora, Abbiamo fatto anche un sondaggio. cos'è che è successo durante questa settimana e soprattutto anche la scorsa? Prima viene fuori l'idea di mettere le pale eoliche, 80 pale eoliche al largo del comune di Portotolle, al largo del Delta. E naturalmente anche qua si fanno, non si fanno, non si sa. Fatto sta che era solo un progetto, però dopo è venuto fuori il ministro D'Urso che dice bisogna cominciare a trapanare o trivellare l'Adriatico, sì. Naturalmente a 45, sotto il 45esimo parallelo. Ricordiamo che noi ci siamo dentro fino al collo nel 45esimo parallelo, Il 45esimo passa qui a Taglio di Po e poi a Boccasette ci sono Sì. anche i due cartelli. Perché questo? Perché bisogna salvaguardare, nell'eventualità che ci sia un abbassamento del terreno, Venezia. E quindi posso dirgli, ma va a cagare, no? No. Cioè noi possiamo andare sotto, Venezia Possiamo invece andare sotto. meglio di no. Meglio di no. Chi se ne Quindi frega già questo se vuol andiamo- dire che anche loro hanno dei dubbi. Chi se ne frega se andiamo sotto noi poi? Chi siamo se ne noi? frega? Vabbè, Appunto. a Roma fanno presto. Ecco, poi- comunque questa Vabbè. è la prima parte. Naturalmente i media con i quali collaboro mi chiedono di andare a fare delle interviste. Tra l'altro c'eri anche tu in una di queste. E sai cosa ho riscontrato? Che è una cosa che mi ha veramente stupito. Che l'80% dei nostri cittadini del Delta, Portotolle, Taglio di Po e Portoviro, sono favorevoli. Ma come? abbiamo degli argini che sono alti 1 chilometro perché c'è stato il bradisismo, c'è stata l'alluvione non del 51 ma soprattutto quello del 66 a Portotolle. sì. Hanno indebolito, ci sono dei punti specialmente anche qua a Portoviro che sono sotto di 2,5 metri, 3 metri, cioè il terreno si è abbassato di 3 metri, quindi pensate a quale danno ha fatto. E c'è gente del nostro territorio che anche persone adulte, perché potrei capire magari uno che ha 25-30 anni che non ha vissuto il bradisismo, non ha vissuto Esatto, sì. l'alluvione di Portotolle, eccetera, ma a Portotolle persone che hanno 60 anni hanno detto ma sì, tanto siamo già sotto, basta che ci siano un po' di skate. Allora, questo mi fa rabbrividire da una parte e preoccupare dall'altra, e questo è significativo del fatto che alla gente in generale la memoria va via subito. Uno mi ha detto quando ho fatto l'intervista perché la gente non ricorda, virgola, per esempio non ricorda neanche le guerre, nel senso che vogliamo fare i guerrafondai, nonostante che ci sia stata la seconda guerra mondiale, abbiamo visto un sacco di cose che succedono dalla seconda guerra mondiale in su in tante parti del mondo, e ancora vogliamo portare armi ma questa è un'altra storia. Questo è un altro Però, discorso. ma per dirti che effettivamente manca, cioè la memoria, siamo come i pesciolini, cioè che dicono che i pesci hanno la memoria non hanno memoria, non si ricordano. Non siamo Però, uguali. Quindi
Posso dire la mia? Sì. Trivelle no. Beh, l'ho detto anch'io. L'hai detto anche tu ufficialmente? Sì, nell'intervista che mi hai fatto proprio la scorsa settimana, no, questa settimana, all'inizio della settimana, e quindi anch'io sono assolutamente sfavorevole a quello che è la trivellazione nel nostro Adriatico, perché inevitabilmente andiamo sotto, siamo già sotto il livello del mare di 3 metri circa e non vorremmo che la cosa peggiorasse. Vabbè, avremo dei vantaggi economici, però dopo alla fine se andiamo sotto questi vantaggi economici di cosa ne facciamo? Nel senso, ultima chiosa, si parla di 5 miliardi di metri cubi di gas, però in tutto l'Adriatico, quindi quando noi qualcuno ha paragonato, visto che prima ho fatto un'affermazione un po' volgare, sì. Però hanno paragonato questa stazione delle scoregge. Quindi così, praticamente sono talmente abbondiamo, dai. È talmente esiguo il beneficio che si avrebbe che andiamo più poi a rischiare di manomettere un ecosistema abbastanza fragile. Quindi trivelle 1, 2, 3 no, assolutamente no. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo ritornati e siamo pronti per continuare anche in questa settimana la puntata di Made in Polesine, in onda ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi in replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. E adesso un altro titolo, Usi e costumi, che passione. Allora, sabato scorso e domenica scorsa a Rovigo al Censer c'è stato una fiera che si chiamava appunto Usi e costumi, dove c'erano attrezzature, oggetti, persone vestite da celtici, da antichi romani, eccetera, eccetera, eccetera. Abbastanza simpatico per quello. Poi tra l'altro era una fiera che è itinerante, fino all'anno scorso era a Ferrara e Rovigo è riuscita a portarsela a casa. Questo penso sia una cosa vantaggiosa, tra l'altro un sacco di gente. Però due considerazioni. La prima è che noi coi celtici qua, noi nel Delta, proprio non c'entriamo niente, forse anche a Rovigo, quindi cioè, la gente con le pelli, con la pella di montone, proprio, però ci sta, sono passioni. Dietro però c'è tutta una serie di associazioni, delle rievocazioni storiche che effettivamente sono importanti, portano un sacco di gente anche nelle fiere che fanno. Per esempio, una delle cose più importanti della provincia di Rovigo è la rievocazione storica della centuriazione romana di Villadose, che l'avevano sospesa un paio di anni, però è abbastanza seguita. Sì, porta un po' di gente, dai. Porta un po' di gente. Sì. E qualcuno ha citato anche che si è fatto per un po' di anni e c'è un progetto di farla molto più in grande, omaggio alla Serenissima che viene fatto qua da Portoviro, fatto precedentemente con l'ex Proloco che non c'è più di Contarina, che però sembra si stia riformando. Quindi avrei preferito magari che forse in questa fiera qua, in questi usi e costumi, ci fossero più cose del nostro territorio, ma questa è un'altra storia. In ogni caso complimenti all'organizzazione. Un'altra cosa però che è venuta fuori, perlomeno nel dibattito che hanno fatto i vari interlocutori, hanno detto non c'è più ricambio generazionale, ed è vero, perché effettivamente quando vai a vedere le bande cittadine, i cori, anche le Proloco, sono tutte persone che sono over 60, sì, non ci sono giovani, insomma, che riprendono esatto. Quello che è stato fatto fino adesso. Qualcosa si salva nelle frazioni, nei piccoli borghi. Viene in mente Portotolle, che ci sono nelle frazioni effettivamente un sacco di giovani che partecipano alle varie fiere di Santa Giulia, di Scardovari, di Boccasette, eccetera. Però per il resto effettivamente l'età media è molto molto alta, e quindi una volta che ci sarà un cambio generazionale non ci sono più. Non c'è più ricambio. Meditiamo, perché come abbiamo detto prima, quando si perde la memoria poi si fanno anche qualche guaio. Sì. Va bene, comunque un po' di malanni, come un po' diciamo. di malanni. Usi e costumi, una cosa interessante, bravi, e c'è al Censer. Avrei preferito che avessero fatto in piazza senza pagare, ma questa è un'altra storia. Vabbè, qualcosina si deve un po' raccimolare, se vogliamo, anche se è una speculazione, tu dici? Sì, no, sicuramente l'hanno fatto per recuperare qualcosa, sì. Però secondo me potevano recuperare la stessa cifra facendola in piazza, e avrebbe portato sicuramente il triplo di persone.
magari una lotteria. Tanto poi. gli stand pagano, quindi avrebbero pagate anche per far fuori, ma questa è un'altra Dai, storia. allora ci fermiamo un attimino, un cincinì e poi torniamo. Allora, sempre io, Davide Stefanelli, e sempre lui, Leandro Maggi, questa è Radio Diva e anche Made in Polesine Web TV, ma soprattutto questo nostro appuntamento settimanale è Made in Polesine. Ed è esattamente quello che stiamo trattando in questa oretta qui questa settimana. Adesso un altro titolo, il fascino delle spiagge del Delta. Allora, Ecco, parliamo delle nostre spiagge. le spiagge del Delta, lo sappiamo, sono meravigliose in estate e meno conosciute in autunno e inverno. Abbiamo avuto, tra l'altro, fino alla settimana scorsa, ma anche prima di questa settimana, delle giornate stupende, novembrine, erano un po' fredde, Sì, però c'era gente ancora che andavi in spiaggia che pascolava, diciamo. che pascolava, esatto, ma tanta gente, quindi sia nelle spiagge di Rosolina Mare in particolare, ma anche Boccassette, perché c'è questo fascino del Esattamente, selvaggio, sì. eccetera. Quindi il fascino del mare d'inverno è inalterato e io volevo fare un complimento in particolar modo alla spiaggia di Porto Caleri. Tra l'altro c'era un cartello dove c'è scritto rispettatela, non inquinatela, non lasciate plastica, eccetera. Effettivamente, nonostante sia abbastanza lontana dal circuito normale dei turisti, non c'era porcheria sulle spiagge. Sì. Forse sarà passati magari forse nei nostri amici anche di Plastic Free, che tra l'altro facciamo i complimenti, ci sono dappertutto. Che vediamo spesso Li vediamo all'opera. spesso, Sì. caspita, sono veramente molto bravi. Però questo fascino di queste spiagge che sono ancora Porto Caleri è esattamente a 2 chilometri dall'ultima spiaggia, che è quella del Moro o il campeggio, che è quella più frequentata dai turisti. Certo. Però c'è ancora è molto selvaggio, c'è proprio assolutamente niente. Sì. Ed è bella. Allo stato brado, se vogliamo. Ecco. E poi c'è, a parte il giardino botanico, che anche quello è è molto interessante, e c'è quella passerella che hanno fatto che ci sembra di essere ai Caraibi. Quindi il fascino del mare d'inverno potrebbe portare, visto che parliamo sempre di marketing territoriale, anche dei turisti, magari sfruttandolo un pochino meglio, facendolo conoscere un po' di più, potrebbe portare un bel po' di turisti anche in periodi che i turisti non vengono. Esatto, sì. Potrebbe essere un'idea questa qua. Sì. E poi dopo l'ultima cosa faccio proprio una frase di Enrico, il cappetto di Rosolina Mare, che diceva: abbiamo la fortuna di avere una pineta straordinaria, specialmente a Rosolina. Per fare una pineta ci vogliono 50 anni, per fare un parco acquatico, che qualcuno vorrebbe dire facciamo un parco acquatico, ci vogliono 3 milioni di euro. Non è la stessa cosa. È meglio la pineta, Meglio una pineta. Senz'altro. Ecco, perché ogni volta critichiamo che ma non c'è questo, ma non c'è quest'altro. Esatto. Cementificare è facile, basta solo il baiocco. Fare una pineta, fuori baiocchi, come si dicono i nostri amici ferraresi. per fare invece la pineta è un po' più dura. 50 anni. 50 anni minimo 50 anni, non è poco. Dai, allora un'altra brevissima pausa e torniamo per continuare Made in Polesine. Siamo ripartiti e siamo pronti per affrontare quello che è il nostro penultimo argomento di oggi. Parliamo di questa situazione frutta. Abbiamo preso la frutta come termine di paragone. Sì, frutta e non solo, sempre più care. Quindi parliamo, immagino, di questo caro vita che sta diventando veramente esagerato. Sì, tra l'altro nei supermercati di solito la frutta è all'inizio. E quindi te ne accorgi subito quando una cosa cresce e costa moltissimo. Effettivamente la frutta ha avuto dei rincari tra le altre cose alimentari che andiamo a comprare tutti i giorni, quella che forse ha avuto l'incremento più alto. Però in ogni caso mangiare costa di più. Hanno valutato che costerà più o meno 400 euro a famiglia nell'arco di un anno in più. E sono cifre abbastanza importanti. Però per contro c'è il presidente del CIA, che è una delle confederazioni degli agricoltori italiani, insieme a Confagricoltura e altre, che sono naturalmente Coldiretti, che è quella forse più famosa e più grossa, diceva giustamente: guarda che a fronte dei prezzi sempre più alti, noi agricoltori prendiamo sempre meno, perché effettivamente i prezzi sono ancora fermi per loro per quanto riguarda la vendita, però sono aumentati e le materie prime. Ci diceva appunto in un congresso
questo presidente, solo l'urea, che io fondamentalmente non so cos'è, però è passata È un nel... combustibile, sì. Sì, non ha deve essere una cosa per bonificare antiparassitario, più o meno una cosa così, e ammetto la mia ignoranza e mi scuso. Tu sei contento quando dico No, no, hai annuito? no, Hai detto, sì, sì, davvero. no, nel senso se uno non sa bene cos'è, insomma. L'urea so che viene utilizzata anche per autotrazione. Non so se è la stessa. Penso sia materiale. la stessa materia. Sì. Comunque diceva giustamente, è passata da 30 euro al quintale a 180 euro al quintale. Però ci pagano sempre uguale il prodotto. E quindi, cosa dire? È una di quelle cose che questi governi nuovi che stanno arrivando devono controllare. Vediamo, diamogli il tempo di respirare e di guardarsi in giro. Tanto hanno tirato fuori le trivelle e noi non siamo contenti. Sicuramente no. Sicuramente no. Sì. Se tirano fuori qualche altra cosa dove possiamo dire vabbè dai, questa qua gliela perdoniamo, va bene. Lo scopriremo Solo vivendo. e come dico quasi sempre ogni fine di spot, ma questa è un'altra storia. Ma questa è un'altra storia. Vabbè. Perché ci sarebbe un meccanismo che si autoalimenta, se vogliamo. Sì, perché è come il link esatto, quando guardi sul computer, sai che navighi. Sì, ma poi trovi sempre qualcos'altro. Cominci da un microfono e vai a finire su un'astronave. Vabbè. O su un film porno. E poi arrivano i pacchi a casa. Arrivano i pacchi a casa, è vero, di nascosta alle mogli. Ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Allora, siamo pronti per affrontare quello che è il nostro ultimo argomento di oggi. Parliamo di CUR, Eccellenza Polesana. Spieghiamo cos'è il CUR. Allora, il CUR è il Consorzio Università di Rovigo, che è un consorzio fatto in collaborazione con l'Università di Ferrara e di Padova e che comincia veramente a crescere moltissimo. Perché ne parliamo? Perché tra le altre cose, nei vari corsi che fa, ricordiamo giurisprudenza, il corso importante per gli infermieri, che Certo. è molto molto seguito, hanno fatto un corso di ingegneria idraulica solo in inglese, con insegnanti che parlano solo in inglese e studenti che devono leggere libri e studiare solamente in inglese. Questo qua secondo me è una cosa importante. Quindi ben vengano queste cose. Rovigo anche per questo potrebbe crescere. Tra l'altro leggevo che le case per esempio a Rovigo non si trovano più perché un po' con Amazon da una parte e un po' perché appunto l'università porta gente, non ci sono più le case, le stanze, e questa è una cosa importante. Visto che parliamo di link, Dai. non c'entra niente col CUR, però a Rovigo, in tutta la provincia, ci sono un sacco di case ATAR che sono messe male, che non sono agibili, eccetera. Secondo me il 110% doveva essere riservato solo a queste, non per mettere a posto le villette di quelli che possono. Ma questa è un'altra storia. Questa è una frecciatina, se Questa è vogliamo. una frecciatina. Se mettevano a posto tutti gli ATAR, ci sistemava un bel po' di gente e poteva andare poteva essere un'altra storia, appunto. E invece no. E invece no, vabbè. E invece no. Oh, bene il CUR, e salutiamo il nostro amico Diego Rivellari, presidente del CUR. Bene, allora con questo abbiamo concluso il nostro appuntamento. Abbiamo concluso per il momento gli argomenti, tra poco i saluti finali. Siamo pronti per concludere poi la puntata di oggi di Made in Polesine. È stata una puntata molto, molto interessante, i titoli veramente scoppiettanti. Sì, scoppiettanti, valeva la pena fare un approfondimento su questi argomenti che abbiamo trattato e noi l'abbiamo fatto. Speriamo che la cosa sia stata di vostro gradimento. Vi ricordo che potete riguardare eventualmente su Made in Polesine Web TV, su YouTube, dove volete voi, questa puntata naturalmente di Made in Polesine. Per quanto ci riguarda, una nuovissima puntata, la prossima settimana noi siamo sempre qui. Puntuali come una cambiale. Esatto, per quella non sbagliamo. Ma ci sono ancora i cambiali? Ci sono ancora. Stanno aumentando, mi diceva un banchiere che stanno aumentando. Sì, perché mi sembrava fosse una formula di pagamento che era stata un po' accantonata, però invece... Beh, però facciamo un'altra chiosa. L'Italia aveva inventato i bond con le cambiali. Sì, addirittura. Nel senso che una volta si comprava tutta a cambiali, se uno non aveva la rinnovava
camminava, eccetera, eccetera, si andava avanti. Ma era un altro periodo. Vabbè, adesso, Era un altro adesso, periodo. adesso non Adesso più. abbiamo i leasing, quelle cose lì che ci massacrano e poi vabbè, dai. ma questa, come ripeto, è Un'altra storia, un'altra storia. Dai, ci sentiamo la prossima settimana qui su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, però ti fermo. Prima di fare il nostro countdown, Sì. Tribelle 1, 2, 3. No, Trivelle assolutamente no. No. Assolutamente no. Questo è il nostro, il nostro mantra. No. Esatto, è la nostra idea. Dai, il nostro countdown lo facciamo, certo. 3, 2, 1. Chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.